Ci troviamo all'azienda agricola Il Boschetto di Lorenzo Bello, a Montagnana, al confine coi territori comunali di Meledino San Fidenzio e di Casale di Scodosia. È tempo di potare, siamo in febbraio, mese canonico per le potature. Oggi dedicheremo l'intera domenica per la potatura di piante da frutto. Quest'oggi le pomacee o pomoidee, quelle piante da frutto a cui appartengono specie quali il melo, il pero, il cotogno, il nespolo, eccetera. La domenica prossima le drupacee o prunoidee a cui appartengono il pesco, il ciliegio, l'albicocco, il susino e così via. Qua siamo di fronte a vecchi vasi di melo. Sentiremo e vedremo come si affrontano le potature. E inizierei intanto col dire che qua stiamo parlando di una pomacea e quindi dobbiamo innanzitutto, prima di iniziare a potare, andare a riconoscere quali sono le formazioni fruttifere importanti, così possiamo poi iniziare a fare alcuni ragionamenti importanti in merito alla pianta. Allora qui siamo in una pianta che ha una certa età, una pianta in produzione, e dobbiamo impostare una potatura di produzione, quindi andare a riequilibrare la pianta per quanto riguarda la parte vegetativa e la parte riproduttiva. È una forma di allevamento che stiamo osservando a vaso, è una vecchia forma di allevamento che occupa parecchio volume, e ci sono delle branche che sono praticamente permanenti e disposte a 360 gradi, e queste branche cosa hanno? Portano la produzione verso la parte esterna, mentre all'interno sarà importante fare in modo che la luce possa penetrare uniformemente su ogni zona. Bene, intanto il professor Mirko Guarisi ha raccolto per noi dei rami. Questo che io ho in mano alla mia sinistra è un gruppo di rami vegetativi, in particolar modo si chiamano dei succhioni. Sono rami che non servono niente alla pianta, sono rami che producono solo delle gran quantità di foglie e che anzi asportano la linfa utile alla pianta. In contrapposizione al ramo vegetativo abbiamo i cosiddetti rami produttivi. Il ramo da 2 anni porta generalmente sia delle gemme che possono produrre, ma anche delle gemme che continuano a vegetare. Ricordiamo che la foglia è il motore della pianta, perché se non abbiamo la foglia non si fa fotosintesi, quindi la pianta non riesce a prodursi gli zuccheri. Di conseguenza un certo numero di foglie lo dobbiamo ottenere. Di conseguenza noi nella potatura di produzione dobbiamo favorire la penetrazione della luce, perché ricordiamo che tutte le piante frutticole che noi abbiamo sono acropete, cioè vanno sempre verso l'alto. Tornando quindi alle gemme, abbiamo le gemme vegetative, che sono queste gemme appuntite, e le gemme miste. Stiamo parlando di pomacee, quindi abbiamo le gemme miste. La gemma mista, se vedete, si nota benissimo, è una gemma molto più grossa rispetto alla gemma vegetativa. Okay. È sempre portata, tranne in un caso, in un ramo da 2, 3 o 4 anni, tranne in un caso perché nel caso delle pomacee c'è anche il brindillo, che è questo rametto di 1 anno, dove solo all'apice ha una gemma mista. Pertanto le pomacee hanno la gemma mista che dà origine alle punte verdi. Dopo un po' dalle punte verdi uscirà una corona di foglie, generalmente 4-5 foglioline, e al centro della corona di foglia si aprirà il corimbo fiorale, perché nelle pomacee ogni gemma non porta un fiore, ma ne porta da 5 a 7. E un'altra cosa da puntualizzare è che la gemma che noi vediamo adesso non si è formata oggi, ma ha iniziato a formarsi a luglio, giugno-luglio dell'anno precedente. Ricordiamo che le gemme delle colture frutticole si sviluppano in 2 anni, perché partono a giugno-luglio dell'estate e terminano al momento della fioritura, quindi ad aprile dell'anno successivo. Tutto quello che interviene in questo periodo non è a vantaggio della gemma e quindi a vantaggio nostro, ma se succede abbassamento di temperatura, se succede che il potatore quel giorno lì era arrabbiato, fa dei tagli strani, cosa succede? La differenziazione si blocca e quindi quella pianta non produce più il fiore, ma produce solo il germoglio. Quindi una potatura errata in qualsiasi albero da frutto compromette la produzione. Abbiamo trascorso una giornata insieme a potare in un'azienda interessante. Questa azienda presenta delle straordinarie caratteristiche. Si sono conservati elementi che appartengono alla campagna del passato e quindi ci sono situazioni che altrove sono scomparse. Il posto si chiama Il Boschetto, è nata 30 anni fa proprio partendo dal nome, la curiosità del nome. Io ero un artigiano
e una signora mi dice qua si chiama boschetto, dopo consultando delle mappe abbiamo visto che i frati che avevano coltivato tutto avevano lasciato questa zona che era la più bassa, la più umida, l'avevano lasciata incolta con le sanguine, i salici eccetera, e il nome ancora nel 600 era il boschetto. Da là ho detto, ascolta, se questo era il boschetto sicuramente una volta qua c'erano tanti animali. Abbiamo provato a ricreare l'ambiente sperando magari torna qualcuno. La soddisfazione è stata ripagata perché come alcuni uccelli hanno ritrovato il posto che sicuramente nel loro DNA hanno questo itinerario dalle vecchie generazioni, hanno ritrovato il posto, si sono rifermati, hanno messo su famiglia e attualmente abbiamo diversi rapaci. Per cui vi invito a seguirci prossimamente perché faremo dei servizi che potranno così farvi vedere delle cose sorprendenti. Arrivederci dunque. Cosa vuol dire? Vuol dire portare via